Non avrebbe potuto guidare Rosario Bruso, un fabbro di 40 anni che ieri notte è finito con l'auto contro un muro a Villabate, un comune vicino Palermo. L'incidente è costato alla figlia Aurora di 3 anni. Al momento dell'incidente la piccola era in braccio alla mamma, come avrebbe riferito la donna a una parente. Tutto è successo in via Natta intorno alle 3:30 di notte. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri di Misilmeri, l'uomo era alla guida di una Polo Volkswagen e ha perso il controllo del mezzo in uscita da una curva vicino a un sottopassaggio dell'autostrada Palermo-Catania, andando a schiantarsi contro un muro. Aveva un tasso alcolemico superiore al consentito, la sua patente era già stata ritirata e l'auto non era assicurata. La famiglia Brusa stava rientrando da una serata trascorsa in una pizzeria sul lungomare di Aspra. Nello schianto il padre ha riportato qualche contusione, così come la madre della piccola, il gemello di Aurora, il fratello di 14 anni che da poco aveva chiamato i genitori perché la batteria del proprio scooter elettrico si era scaricata a Ficarazzi e non poteva fare ritorno a casa. Inutile e vano è stato l'intervento del 118 per la bambina che è morta durante il trasporto d'urgenza all'ospedale Buccheri La Ferla. Le indagini dovranno fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto, ma al momento sembra che non vi siano altri veicoli coinvolti. Si stanno controllando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Sul corpicino della bambina la procura ha disposto l'autopsia. Ora la salma si trova all'Istituto di Medicina Legale di Palermo. Molti ricordano a Villabate che 2 anni fa lo stesso automobilista a bordo di una Fiat Punto finì contro 4 auto parcheggiate in Viale Europa. Adesso rischia la denuncia penale per omicidio stradale. Siamo sconvolti per quanto successo, ha dichiarato il sindaco Gaetano Di Chiara, una notizia che non vorremmo mai ricevere, esprimo il mio cordoglio alla comunità. Quanto successo deve fare riflettere sui rischi che si corrono. Il drammatico episodio è stato commentato anche dal ministro Salvini, che ha affermato quanta irresponsabilità, quanta incoscienza, non si può morire così.